È stata una giornata particolare, diciamo da parte mia spettrale, perché ovviamente nel momento in cui stamattina siamo andati a verificare che sia stata eseguita tutta l'ordinanza, vedere il paese diciamo vuoto così fa sempre una certa impressione. Il lungo giorno della bomba, il Bomba Day, è arrivato. Questa mattina Cismone è stato completamente evacuato. Paese svuotato, bloccata l'erogazione di luce e gas. 650 le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Ho preparato la casa secondo le regole che mi hanno dettato quelli della protezione civile. Quindi chiuso i balconi, aperte le finestre, chiuse le porte, tutto come da istruzione. La maggior parte ha trovato ospitalità da familiari o amici. Alcuni anziani sono stati portati nella casa di riposo di Vastagna. Ha dovuto lasciare casa stamattina? Sì, con grande dispiacere. Siamo venuti giù con l'autoambulanza perché purtroppo siamo invalidi tutti e due. Speriamo che si liberi tutto. E che vada tutto bene. Speravamo che fosse una cosa più leggera e più svelta, anche invece dalle 7:30 stamattina che siamo qua. Sono venuto giù con una macchina di due signori, due poliziotti e mi hanno portato qua. Stop alla circolazione stradale lungo la statale 47 Valsugana, sentieri e ciclabile off limits, vietato il sorvolo dell'area. Qui siamo all'altezza del ponte di Campolongo. Chiuso per disinnesco bomba ancora per qualche ora e deve trovare un percorso alternativo. Va bene? Attraversi pure il ponte. Grazie. Buona giornata. Ci consentono di andare avanti lungo una strada insolitamente deserta. Incrociamo soltanto mezzi delle forze dell'ordine e dell'esercito. Siamo all'altezza di San Marino, come potete vedere la strada statale Valsugana è praticamente deserta. Questo è l'ultimo sbarramento, da qui non si può più andare avanti, bisogna per forza tornare indietro, quindi tornare verso Bassano. Insomma, la signora della Valsugana oggi è lei, la bomba da 1000 libbre. Detta a tutti tempi e ritmi di questa lunga giornata.